una parte dei parlamentari si ritiene del suo Parlamento e fa il Saventino, Gramsci, pues comunistas, e Lussu, pues sardistas, pensando che via Mellus si organizzasse questa resistenza popolare. I rappresentanti del partito contro la maggioranza dell'Aventino sostennero la necessità dell'azione popolare e non l'attesa dell'intervento monarchico. Il partito sardo considerò sempre la marcia su Roma un colpo di Stato monarchico. E invece l'opposizione sul fascismo vi è troppo divisa. Ancora meglio svirta, il Lulius che sul re Deus usciti il fatto e aveva firmato sul fascismo. Mussolini, sul 3 gennaio del 1925, si presenta in Parlamento con Io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Io ho voluto deliberatamente che le cose giungessero a questo punto estremo. Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. In sub-26 servono di Sardegna e giornali, la Nuova Sardegna, su Corriere di Sardegna e il Solco, su giornali dei sardistas. A Pagapago si fa in Sardegna uno grande silenzio, su silenzio fascista. Chi serra sa bucca sa gente e gli dissega sa lingua voi. Ai spittiuso, dessa scuola elementare, di disaventire questa grammatica sarda, praticamente su sardo, cioè sa lingua materna di Lussu e di Gramsci, ai fascisti non gli si sprascidi, e pitelica anche una cosa che non andrà. Servienti forza mare, non si scendere la saria, e un battito in pari, mossa riforma agraria, operaio e pastori, pescatori e artigiano, quattro modos con Lussu, si donanta a San Marco, cercano di solidari, un sergente miniera, e un su socialista, Giuseppe Pallera, contratta su fascismo, antifatto barriera, cercando di non firmai, le torna. Sul 21 del mese d'Adamini del 1926 arriva a Sanoa, un castello lì a Bologna, un viciocchetto voleva boccire Mussolini. Su vicciocco Anteo Zamboni, 15 anni, Dante bocciva stoccata senza ruga. Questo però a suo segretario del suo partito fascista vota bastata e manda in ogni città di un telegramma con questo suelos. Restano da colpire i complici. Tutti i fascisti di Castello si radunano in piazza Sepolcro, partono e passano via Roma. Furia in su largo e alza questa costa quando andai a Roma di Lussu, in piazza Martiri. Via da Emilio Lussu, questa bandera del santifascismo sardo, e a isso vogliate molto, ma io ho fatto mali sconti. La preparazione durò oltre un'ora, tanto che io ebbi il tempo e la possibilità di essere informato di tutto. Lussu si cedessi voce qui, ma rimasi in casa per dare un esempio di incitamento alla resistenza. Lussu ci povera tutti, amigos e servitori, vuole da turai solo, vuole da recitare i suscetti. La banda era di 1 migliaio di fascisti al comando dell'onorevole Giovanni Cao, conte di San Marco, deputato al Parlamento, capo dei fascisti locali. Cao, fiera stile compagno di Lussu, il suo universitario, in guerra, il suo partito e il suo traballo di avvocato. Mi era stato affezionato fino alla marcia su Roma. Poi non seppe resistere a minacce lusinghe e diventò fascista. Dovetti pregarlo di abbandonare il mio studio e non ci parlammo più. Rimasi tuttavia sorpreso quella sera nel vederlo capeggiare personalmente simile spedizione contro di me. Io era scritto Cesare Pinto
Un uomo solo contro 1000 energumeni. Ma quest'uomo si chiamava Emilio Lussu. La sua fredda era infinitamente più forte di 1000 forsennati, ai quali era stato sempre facile stendere a terra gli uomini inermi. L'ordine era di saccheggiare la casa e di linciarmi sul posto, per darsi un po' di spirito battagliero e per impressionarmi. Prima la banda invase e distrusse la tipografia del giornale democratico cattolico Il Corriere di Sardegna e lo studio dell'avvocato Raffaele Angius, antifascista tra i più in vista, entrambi a pochi passi da casa mia. Poi fu il mio turno. Una parte si viva da Sarazzita, un'altra è stata mai Russo e Zervia. I sacchi si dividono in squadre. Su Regus detto ormai non è mangione. Una squadra attacca il suo torno, arcia che si squadra e cerca di mozzare sa volta di Russo a corpo di baionetta. Senti il stesso, da via, su quello ai cremi spontanei. Russo sa pronta sarma sua, sa berrette che viene in guerra, un'altra pistola, un fucile di gas, due ammazza di vero austriaci e studia da discorso. Russo, con le spine scorse del verde gravato questa volta, di aiuto restudi da corpo del mazzo del verde. Squadra su 20 giri da palla sopra, arciano su bastioni circa con una muglia di cicalai sportivi che s'adominano. Una terza squadra arciano a 6 miliani, circa per stampare il sopravvivimento, poi trai il dopo di lusso davanti salata saborida. Il sacco si piazzeriani. Squadra cerca di entrare nei balconi. Questa è la situazione del suo capitano Russo ai sudici manco un guardo, di quella notte io voglio adesso poi su l'ultima questa vita sua. Ma il cabrone Germania possa zittare castello. Sommi che sa guerra e suo nemico non sono tarenesci all'uccidio, e dei più morri con mano dei saggenti sua, in dopo sua. Santos, senza nessuna valentia, ponendosi in 1000 contro su un uomo solo. Fascista s'ambrazza a morti zerrielli, fascista in savolta, fascista in bascio, in suso, fascista pronto in terza ventana. Un fascista che sta arrivando su balcone. Assassino, gli amor sa ventana e ti andavo a regioni con sa gente umana. Un sudore castello, se stintendo lo sparo e il sud del castello mi ha subito lo scaro. E commenti fascista, forse tu pensai che vorrei un singanno anche sui sparai poi voluci alla voglia un attero comandante confermai sul fascismo sul mandao e sul mandanti. Il fascista colpito cadde nella piazza. Tutti gli altri, invasi dal panico, si dettero a disordinata fuga. Il capo della squadra disperata, signor Nurkis, si comportò poco romanamente. Al solo rumore dello sparo svenne, credendosi ucciso. Godeva fama di audace e sanguinario. Effettivamente aveva compiuto molte operazioni ardite contro case abbandonate, avversari inermi e isolati, donne e ragazzi.
Visto che nessuno riusciva a linciarmi, fui accerchiato in casa dai carabinieri e dalla polizia. Lussu, vedi da quest'aula e portavo a buon cammino. Ero deputato in carica e il presidente della Camera, onorevole Casertano, non si commosse molto per questo affronto all'immunità parlamentare. S'immunità vedi da abolire di Mussolini sotto dell'ogni santo. Giusto sabia tutto che venne da quest'aula Antonio Gramsci, salta grande speranza dei straballatori. Si incrasde su fatto, s'unionizzata volle in prima pagina subito l'onorevole Lussu assassina abilmente una giovanissima camicia nera. Lussu attura impressioni 13 mesi, impressioni di vivia sa bronchite e sa reunite. Su babbo del fascista morto non si costituisce parti civili, anzi si manda da noi a Lussu di essere dispragio, ma non solo di avere un figlio, di una impresa delittuosa, ma l'impruso dei piri i ponenti innanti su nobili della famiglia sua, fiat valendo un danno umano agli innocenti. Dichiarare innocenti dei giudici fa cambiare la sentenza a tutti i giudici tornano a esaminare il suo fatto. Sono i giudici Lovina e Manca, presidenti Arcangelo Marras e Damiana Sacco. Questi tre opposero alle pressioni del procuratore generale e del presidente della Corte una resistenza eroica. Mi assolvettero per legittima difesa, compilarono la sentenza a seduta stante, la depositarono in cancelleria e la fecero registrare subito, prima che il presidente della Corte avesse il tempo di intervenire come la prima volta. Questo episodio di fierezza io lo devo ricordare a onore della magistratura italiana, mentre troppi giudici, specie negli alti gradi, cominciando dal presidente della Corte Suprema, hanno abdicato a favore del potere politico. Innocenti Lussu è condannato a suo confino o 5 anni. Come individuo pericoloso per il regime, avversario irriducibile, dannoso all'ordine pubblico. La Commissione ebbe cura di precisare che la sua decisione era stata presa ad unanimità di voti. Questo generale consenso mi fu motivo di particolare soddisfazione. A suo confine l'impari Emilio Lussu arriva con sua calentura, malario e deboli di suo corpo, ma sempre forti, de anni. Sul primo pensamento che si ci vuole, un Fausto Nitti e Carlo Rosselli cominciano subito a organizzare Samuele, ma innanzi di Ciavernesci va a Santa Casa di Sannos, un finanzo. Ci punti su 27 su mese Argiola su 1929, comincia la vita del Lussu in suo disterro. Anda da Parigi, subito vuole organizzare la lotta armata e nasce sul movimento Giustizia e Libertà. Lussu uccide a tutta sa Francia, cercando il sacro tra i emigrati, anda da Tunisi e Corsica. Sa malattia però si fa di intenti. Ricoveravo in Svizzera e stopperavo, verbi nei polmoni e non varie costas. Scrive libri, un anno sull'altipiano, teoria dell'insurrezione, e scrive a amigos in Sardegna. Dei amigos venne da scegliere della morte di Samano. Serie da Dino Giacobbe in Francia può passare in Spagna e piccai parte della difesa della Repubblica Spagnola contro il fascismo. Torna da Francia, poi si intero di Carlo Rosselli e dei suoi frati di Rosselli, Nello, assassinato a Parigi. Sul movimento di domanda di atturare in Francia, circa s'appoggio dei alleati per organizzare il suo sbarco e l'insurrezione armata in Sardegna. Andava a Londra e a New York, ma non serve. Torna in Francia, clandestino a Marsiglia, con sa compagna di lotte di vita, Joyce, che a suo tempo aspettava sul figlio Giovannico, passa in Italia, sfidando la polizia, per partecipare a questa resistenza. Onori a tutti i santos che ti combatti il suo fascismo. A ricordaus in noi e non futti rottus Giuseppe Zuttas, presidi a Lumingio,
morto a Monteperato in Catalogna combattendo questa Spagna. Dino Giacobbe, comandante in Spagna, brigata Garibaldi, sa batteria sua da Zerrianta, sa batteria sarda, teniera sa bandiera rubia con i squadron moros. Silvio Mastio, antifascista sardo, morto con i libertari del Venezuela in su 1930. Francisco Vancello, 15 anni su Vastaus parte in galera e parte su confine. Arrestato Anselmo Gondo, Eugenio Caro, Efisio Liggi, Antonino Lusso, Giovanni Pirissi, Peppino Magia, Michele Sala, Cesare Vintus, vicario in prigione e tubercolosi, malaria che dà molto valore in cosa pustis dessa liberazione. Giovanni Battista Mesi, arrestato a Milano nel 1928, ha condotto in prigione su fondatori del suo Partito Comunista d'Italia, su Sardo Antonio Gramsci, su Ciorbello di sul fascismo voleva impedire di funzionare. Graziella Secchi e Mariangela Maccioni in Marchi, arrestata sa italiana vantà pubblicamente su giovane orgoleso Giovanni Tettori, morto in Spagna combattente su fascismo. Onori a Cruz del Milli Sardo su chi anticombatti con i partigianos in Alta Italia e chi fonti morto su Gomesi a centinaia. Disertate, angeli schiavi, dai cantieri e dalle officine, via dai campi, su dalle marine, tregua, tregua all'eterno sudor. Date fiori ai ribelli caduti, con lo sguardo rivolto all'aurora, al gagliardo che lotta e lavora, al veggente poeta che muore, al gagliardo che lotta e che lavora, al veggente poeta che muore. Russo torna in Sardegna, sull'inta dell'Ampalas del suo 44, metà che ha stretto sotto i macelli, fame e spollazioni, via da sfrutto di questa guerra. Non ci viene la roba dei vestiti, questa cosa va pari, capelli per martirio. Sul ritmo del suo mese giorno, Lusso poeta a Radio Sardegna. Io vi parlo da Cagliari. Prima di vedere le rocce della costa, io antivedevo la Sardegna e vi salutavo, come fa trepidamente il marinaio, rientrando dopo una navigazione tempestosa, che agita la mano ancora prima di scorgere l'approdo del suo porto e la soglia della sua casa. La Sardegna che io sento non è la Sardegna geografica o poetica dei monti scoscesi e dei boschi di quercia, l'isola del lentischio e dell'aspodelo, ma la dura terra dei contadini, dei pastori, dei minatori, dei pescatori e degli operai, la Sardegna del multiforme lavoro, cui Roma fascista ha tolto pane, libertà e vita per creare un impero di fumo. Lusso saluta Castello. Saluto Cagliari, la città più cara ai ricordi della mia vita. Cagliari, distrutta dal fascismo, che il fascismo solo ha distrutto, attirandovi l'uragano della guerra in un folle delirio di egemonia. Noi la ricostruiremo col nostro lavoro, pazientemente, e la faremo più bella. Lusso nada da tutto su chi ce ne vai. I nostri problemi, fatti più duri dai lunghi anni di corruzione fascista e dalla guerra, sono gli stessi che noi agitammo sono 25 anni,
sono i grandi problemi che, risolti allora, avrebbero dato consistenza e vita alla democrazia, impedita la dispotica centralizzazione dello Stato, resa impossibile o vana la marcia su Roma. Il fascismo non ci è piovuto dal cielo. Esso è il figlio legittimo della corruzione esistente nella democrazia italiana e nell'organizzazione sociale e politica del suo Stato. Oggi la coscienza autonomistica, integrale negazione del fascismo, è diventata coscienza generale della democrazia. Noi possiamo ben definirla coscienza federalistica. Lussu juega su Dusu domingo in piazza Iene, amanti e normale Vecchi e cari compagni dell'altra guerra, io vi saluto tutti, modesti, audaci compagni della lotta politica, tutti vi saluto, e io spero di portare attorno a questa vecchia grande guardia la gioventù sarda che rinasce. Lussu ricorda dei spicciocos dei corpi che hanno lottato finza a corpo de verta contro il suo fascismo. Questa gioventù che io vedo tra voi, io la saluto, ricordando quei piccoli battaglioni popolari, espressione dell'anima del popolo lavoratore di Cagliari, che non ha mai piegato al fascismo. Lussu ricorda su popolo vero dei Castelli. Cagliari popolare non ha mai capitolato, non ha mai voluto il fascismo. Cagliari popolare degli scaricatori di porto, delle tabaccaie, dei metallurgici e delle altre categorie, dei bambini di strada, non è in alcun modo responsabile di quella parte di terribile responsabilità che pesa per queste immani sciagure che ci opprimono. Lussu accusa suo fascismo. Si reclamava un pensiero libero e ci hanno dato il manganello e l'olio di ricino. Si reclamava una legge e ci hanno dato l'arbitrio. Si reclamava giustizia e ci hanno dato il terrore. Ci hanno promesso ordine e ci hanno dato disordine. Ci hanno promesso ricchezza e ci hanno dato miseria. Ci hanno promesso un impero e ci hanno dato queste rovine. Ci hanno promesso la vita e ci hanno dato la morte. Ma un popolo non muore. Il popolo risorge a nuova vita e risorgeremo insieme. Risorgeremo insieme nella libertà, la vera libertà che il popolo sardo si saprà conquistare con le sue forze e con i suoi sacrifici, perché quella è la libertà che rimane e che trionfa nell'avvenire, non dono altrui dall'alto, ma nostra conquista è dal basso. Autonomia è vita, è libertà, è controllo di popolo. Noi concepiamo l'autonomia nel grande quadro della vita italiana ed europea come organismo base popolare, come controllo popolare, come autogoverno, sicché possiamo esprimere le nostre esigenze e risolvere i nostri problemi da noi stessi, al di là della farragine delle carte burocratiche e l'incompetenza e l'oppressione degli enti e degli istituti isolani. Il problema è sociale ed è legato a quello politico. Noi cercheremo di risolvere insieme l'uno e l'altro. Autonomia non ha niente a che fare col solito decentramento decantato dai sostenitori di uno Stato centralizzato che vogliono concedere qualche po' per salvare tutto il resto. Noi non sappiamo che farcene del decentramento. Autonomia significa Costituzione politica, Costituzione dello Stato, legge fondamentale dello Stato federale, e creeremo insieme, noi in testa, lo Stato federale. Con questa Sardegna via con Lussu, un altro si avesse montato sta conca, si avesse fatto un banco, esibì, si intende furriavo al monumento, ma su quello del Lussu invece serviva Cristo. Un uomo
Tutto si attendeva da quest'uomo. Ho avuto la casa invasa da migliaia di persone, fino a tarda notte. Ognuno chiedeva qualche cosa. Uno sindaco voleva sacco colpito, uno re di Salvesia no, su dottori a provvedere così generi, su veterinario su bestiami, ammili, uomini e femmine, voleva andare giù subito, a roba ordinaria, poi su donno, poi su vani, poi su mescina, poi su pippius, poi su vestiti. Io ero impotente a soddisfare tante richieste. Ero un uomo solo, senza potere. Si comprende che l'usso non sia buono, uno buono politico, non sia buono mai pauras, non sia buono a fare documenti scinti vai in schi conosceuso e non conosceuso e schi bottauso, mancai non lo sei mai pirso. Gente di fuetta, e si accabbava non a nulla. Gente di prometti tutto, di su momento di mantenere, nada che non si può fare. Russo non fia di un politico, fia di un uomini esti e chi nada pani a suvani e merda sa merda. Quando il russo si andava, saluta le sabios dei microfoni della radio. E nada le impressioni si attento in due città passate in Sardegna. Il fascismo ha corrotto la Sardegna allo stesso identico modo con cui ha corrotto le altre regioni d'Italia. Dalle file di quelli che per tanti anni dell'era fascista hanno cantato, mangiato e bevuto sull'impero, è tutta una corsa a briglia sciolta verso nuovi posti di comando. E ricercano e spesso ritrovano nei nuovi partiti della democrazia il posto che hanno perduto. I grossi affaristi dell'impero continuano indisturbati i loro affari, facendoli prosperare con anima democratica, così come li avevano fatti prosperare con anima romana fino all'anno scorso. I piccoli affaristi lavorano di gomito per aprirsi un varco nella ressa. È tutto un fervore di braccia e di gambe che in ogni settore brulica attorno ai posti di direzione, politici e finanziari. L'autonomia non risolverà tutto. Autonomia è innanzitutto autocoscienza individuale e collettiva. L'ordine nuovo della democrazia non sarà possibile senza grandi e radicali trasformazioni della struttura nazionale, morale, politica e sociale che il fascismo ci lascia in testamento. Sempre, nelle ore più scure di una nazione, è l'anima popolare che abbatte una civiltà decadente e dà nuova vita all'avvenire. Io ho una fiducia immensa nelle masse popolari sarde. Credo fermamente che risorgeremo a una nuova vita, faticosamente, ma sicuramente. Il suo 44 quando tornava a Castello, ho pulsato dopo a Berritti a Cappello, piazza Ieni che frena, qua ascoltai su Fueto, e callento su goro, a pecciato il giocchetto, si tagliava una maceria del fascismo, se usa salvai Sardegna con il suo federalismo, sardi il mio autonomia.